Al Monsignor Sanguinetti di quarto si affrontano Perugia, Gimore e Ravecca, sfida d'alta classifica, biancorossi reduci da 3 risultati utili consecutivi, mentre ospiti da 2 vittorie importanti contro la resistente il Voltri. Il fischietto gambaro di Genova dà inizio al match e si comincia con Ravecca subito pericoloso, cross al bacio di Poggi per l'arrivo di Mignemi che con un colpo di testa ravvicinato impatta la traversa, reazione pria targata Ombrina, discesa sulla destra di Carvelli, palla bassa per il numero 9 che prova con il colpo di tacco ma la sfera si infrange sul muro eretto da De Stefano. Ancora padroni di casa in avanti, capitano Luongo esce dal traffico e scarica per l'arrivo di Carvelli che fa scaldare i guantoni a Raimi. Il numero 2 maglia nera sembra avere il motorino nelle gambe e sul finire di primo tempo semina 2 avversari, viene atterrato da Poggi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, dal dischetto si presenta Ombrina, palla da una parte, portiere dall'altra e Pria che passa al minuto 40. Nel recupero si rende pericoloso il Ravecca con Neira Rodriguez il numero 10, dopo una serpentina allarga il piattone ma trova un attento Imperato. Nella ripresa partono forte gli ospiti ancora con un ispiratissimo Neira Rodriguez, conclusione dai 25 metri sul quale Imperato compie un autentico miracolo allungandosi e deviando in corner. Sull'angolo seguente ancora il numero 10 Amaranto prova la staffilata sul primo palo ma l'estremo difensore locale è attento e non si fa sorprendere. Nel momento migliore del Ravecca arriva il raddoppio del Pria, percussione di Ombrina che mette al centro, deviazione di Raimi, il più lesto di tutti è Gabriele Finotti che mette dentro con un tocco d'esterno tanto sporco quanto decisivo per le sorti dell'incontro. Potrebbe rientrare in partita Ravecca, punizione di Vernizig della tre quarti deviata da Imperato sulla traversa ma sulla respinta il numero 18 manda clamorosamente alle stelle. Gibaud in contropiede al match ball ma la sua conclusione finisce troppo centrale. Al terzo minuto di recupero torna in partita Ravecca con il bel colpo di testa di Piccardi ma è troppo tardi, cala al sipario al Monsignor Sanguinetti di quarto, vince il Pria per 2-1 e formazione di Mangini che si porta in zona playoff a quota 25 punti.